Amiche, continua il nostro giro tra le stanze più particolari di questa sera, tra le idee geniali che ci stanno un pochino così sconvolgendo oggi. Sono adesso in compagnia di Sabrina Clementi, che ha avuto anche lei un'idea geniale, adesso ce la spiegherà. Lei è la ideatrice e fondatrice del marchio Clemsa. Ciao Sabrina e benvenuta su HTO. Grazie, ciao, piacere mio. Sabrina, Clemsa, che cos'è e quando nasce? Allora, Clemsa nasce dal mio progetto di tesi in architettura, perché appunto sono architetta, sono una tappezzeria indossabile dopo una ricerca sui tessuti dei nomadi che utilizzano appunto le stoffe per vestire, vestirsi e vestire la propria casa. E dopo anche uno studio sulla simbologia è nata questa lavorazione che ha un intreccio senza cuciture e con cui io realizzo sia accessori per la casa che per la moda. Per quanto riguarda la tua tesi, di che cosa ti sei occupata? Hai parlato appunto di tappezzeria indossabile, quindi mi viene più in mente qualche cosa che abbia a che fare con l'arredamento di casa? Esatto, il progetto appunto era uno scialle che poteva diventare anche un tappeto, proprio per diciamo, avere un legame con la ricerca e lo studio che avevo fatto durante la tesi. Poi dal tappeto allo scialle l'idea delle borse. Come è passato? Qual è stato lo scatto in più? Allora, diciamo che questa lavorazione posso applicarla su diversi oggetti, quindi è anche stato un gioco iniziare a realizzare le borse. Poi la moda era sempre stata la mia passione e quindi è nata così. Hai diciamo unito un po' l'utile al dilettevole. Io vedo che ci sono delle borse molto particolari, sono dei piccoli rombi, ma tu li realizzi tutti a mano? Sì, sono tutti realizzati a mano, alcuni vengono diciamo sfoderati, altri foderati, ad esempio questo è completamente sfoderato che rende ancora più, diciamo, valorizza ancora più la lavorazione. Ci vuole molta pazienza però. Moltissimo. Come ti vengono le idee? Da dove nasce l'idea di realizzare una borsa grande, piccola, con queste forme? In realtà dalle esigenze di vita quotidiana, quindi una borsa per ogni occasione. Ad esempio c'è la shopper da usare durante il giorno, la mini per occasioni particolari, quindi dalla quotidianità. Naturalmente non parliamo solo di borse. No, esatto, perché realizzo anche accessori per la casa, essendo architetta. Ho iniziato da un tappeto, adesso realizzo anche cuscini, e è tutto anche su misura come tipo di lavoro, quindi scegliendo insieme i colori, i modelli, viene poi tutto realizzato per il cliente. Quindi naturalmente facciamo l'esempio su di me, io vengo da te e dico guarda Sabrina vorrei realizzare, ho bisogno di un tappeto e anche di un cuscino, quindi insieme a te tu insomma, mi suggerisci un po' sia la pelle perché lavori solo con pelle o con altro? No, anche i tessuti, anche altri tessuti, ad esempio i cuscini vengono realizzati in feltro e velluto, feltro e cotone, insomma i materiali possono essere molteplici, per l'estate ci sarà il neoprene che è un materiale prettamente estivo. Quindi un po' di tutto, possiamo giocare insieme e realizzare sempre un modello nuovo. Molto bello, quindi naturalmente amiche parliamo di modelli unici, quindi nessun'altra amica o signora avrà un modello come il nostro. Esatto, bravissima, è questo il gioco. Ed è davvero molto bello perché oggi naturalmente si cerca di avere l'esclusività perché ci siamo stancati di vedere
oltre che su noi stesse ma anche nelle nostre case, cose che naturalmente hanno anche altri. Esatto, e quindi che rende ancora più speciale l'oggetto, la borsa, l'accessorio, il cuscino. Ottimo. Sabrina, adesso ti chiedo, perché immagino che le nostre amiche adesso siano diventate molto curiose e vogliano vedere tutto ciò che tu realizzi, e quindi se appunto volessero avere maggiori informazioni anche su come acquistare le tue creature, come possono fare per contattarti? Possono andare sul sito, che è www.clemsa.it, e là avere informazioni, poi anche tramite contatto telefonico. Lì possono avere tutte le informazioni. Grazie. Grazie a voi.